In un Veneto scosso dalle inchieste per terrorismo internazionale, in una terra in cui resistono le paure di fanatismi di matrice islamica, nasce un centro in cui si integrano diverse culture. Nigeriani, algerini, marocchini, tunisini si ritroveranno in via Torni a Mogliano Veneto, un luogo dove potersi riunire dopo il lavoro e approfondire la cultura islamica. Qua abbiamo due classi per bambini che studiano l'arabo e anche gli italiani che vengono anche per imparare l'arabo. E abbiamo una biblioteca bella grande per gente che vengono qua, cioè la comunità qua di Mogliano, e più abbiamo una sala per le feste grandi e per le feste e tutto. Un centro ricreativo che ha avuto il benestare dell'amministrazione comunale, che non vuole però sentir parlare di moschea. Non è una moschea, non ha neanche le fattezze di una moschea. Qui siamo semplicemente di fronte a dei privati cittadini che hanno deciso di associarsi e la loro associazione è un'associazione culturale, ricreativa e sportiva. Non sarà un luogo dove pregare perché non ci sarà un imam, ma durante gli incontri i fedeli leggeranno il Corano. Leggiamo i brani del Corano come parte della cultura islamica, come uno diciamo anche se legge il Corano come ha pregato, come uno legge la Bibbia è sempre ha pregato. All'inaugurazione fedeli musulmani ma anche normali cittadini incuriositi dal nuovo centro. Siamo venuti perché una di queste signore che ha organizzato è una nostra amica e ieri sera ci ha avvisato che c'era l'inaugurazione e siamo venuti più che volentieri. E a portare il suo saluto anche il parroco del Sacro Cuore. Mi auguro che sia una comunità che diventa accogliente in questo senso, ma anche reciprocamente accogliente, quindi mi auguro che questo centro diventi un luogo anche di integrazione e di impegno in tutto il tessuto sociale, nel tessuto comunitario e di collaborazione appunto anche con chi già sta intervenendo nel territorio come le Caritas.